in collaborazione con Buongiorno Armando. Buongiorno Che a te. bella giornata questa, come stai? Bene, te? Bene, È molto un pezzo bene. che non ti vedo più. È un pezzo, abbiamo aspettato che iniziassero le Olimpiadi, Sì, perché, vogliamo entrare nell'atmosfera delle Olimpiadi Milano sì, perché noi Cortina. sappiamo che tu sei immerso di politica nel comune, quindi qua arriva lui in comune, non vi dico. No. Quando io parlo di cose serie, queste sono cose serie, Vai. perché Armando Zanotto, dovete ricordarvi che Armando Zanotto fu chef ufficiale delle Olimpiadi di Roma 1960, e allora perché non festeggiare anche oggi, dopo ben quanti? 1960? Quanti? 66 anni. 66 anni. Dopo 66 anni rifacciamo una trasmissione, partecipiamo anche noi alle Olimpiadi del 2026 Milano Cortina. E allora ho chiesto ad Armando di dedicarmi 2 o 3 ricette. Oggi facciamo la prima ricetta. Sì. Quando ti ho chiesto di farmi le ricette ti è balenata un'idea straordinaria. Sì, e le facciamo moderne. Sì, Le facciamo che ricordano il piatto tradizionale, però fatto in maniera... certo, perché io almeno cerco di stare sempre aggiornato col mondo adesso che è tutta un'evoluzione. Adesso ti insegna a fare questo, dopo fra 2 giorni, tac, nasce un'altra roba e tu devi essere pronto a accettare queste evoluzioni sulla cucina estroversa, diciamo, però io non trascuro mai, anche se queste mode che vanno di moda adesso, non trascuro mai quello che è la tradizione. La tradizione. E allora, il filetto di cervo, fate bene attenzione. Innanzitutto devo dirvi che dobbiamo ringraziare comunque, prima di partire con la ricetta, i nostri sostenitori, i nostri amici, che sono le Mazzane, i vini migliori dell'area, certo, e il pane quotidiano nelle tavole di tutti gli italiani, che sono i bibanesi. Ma non abbiamo messo i vini perché avremmo un contatto direttamente con loro, una diretta con loro, che racconteranno i loro vini abbinati alle ricette e il pane quotidiano, certo, i bibanesi. Allora, per il filetto di cervo, oppure di capriolo, di cinghiale, di lepre, tu mi dai delle opportunità. Appunto, il cervo non è l'unico al quale si può adattare questa ricetta, ma ci sono anche il capriolo, il cinghiale o la lepre. Con polenta soffice, mirtilli e riduzione al ginepro. Ecco, tu mi devi dire, perché i nostri ascoltatori devono capire, la riduzione al ginepro che cosa vuol dire? Praticamente è una parola, come hai detto tu, riduzione, mi ti ho detto indietro. La riduzione. Una cosa ristretta al sapore del ginepro. Ah, ecco, bene, praticamente un concentrato, sì, da mettere poi nel piatto alla fine, o di base del piatto, che poi... E l'hai chiamato il piatto della forza della montagna e dei campioni. E dei campioni, sì. Perfetto, bellissimo, abbinato proprio. Naturalmente, mentre noi parliamo, vediamo anche delle immagini sulla montagna, sulle Olimpiadi, certo. Le scene che avvengono in quel di Cortina, naturalmente vanno in onda. Allora, quando pensiamo alle Olimpiadi in montagna, immaginiamo forza, resistenza, concentrazione. Bravo.
Questo piatto nasce proprio da lì, dal bisogno di nutrire il corpo senza appesantirlo, di scaldare dopo una giornata al freddo, di ritrovare energia e piacere a tavola. Questa è un po' la presentazione. Il cervo o il capriolo, il cinghiale o la lepre è una carne magra, ricca di proteine nobili, perfetta per il recupero muscolare. Tu hai pensato a tutto. La polenta rappresenta invece la montagna più autentica, polenta bianca. Sì. Andrebbe anche la polenta gialla? Sì, perché la polenta bianca, caro Bruno, la è di tradizione qua nostra, no? Che quando che te va fuori all'estero mi dice all'Italia, non anche fuori all'estero, i resta stupidi di vedere sta polenta bianca. E io dico, ma che cos'è sta roba qua? E sì, la polenta, ma no, e ora che dico, è una crema di mais, che dico. E allora lì dopo si arrotonda il discorso di come mai questa polenta non si sa. Ecco, allora, tu mi dici qui nella ricetta la polenta rappresenta la montagna più autentica, carboidrati puliti naturalmente, energia che dura nel tempo. Mirtilli e ginepro chiudono il cerchio portando nel piatto il profumo dei boschi dolomitici. È un piatto che fa sentire forti anche solo mangiandolo. Certo. Allora, gli ingredienti, possiamo dire ai nostri ascoltatori, troveranno la ricetta che scorre o fissa sulle immagini, possono poi riprendersi e rivedersi la puntata e vedere gli ingredienti. Allora, tu mi metti 600 grammi per 4 persone. Io direi che questo va bene per noi due. Sapendo che te sei molto mangiareccio, no, a me piace gustare il cibo. Allora 600 grammi di filetto di cervo, 300 e 300, no, naturalmente per 4 persone, 200 grammi di farina di mais, quello è il fioretto, dici, no? Sì. Scelta, 800 millilitri di acqua, 60 grammi di burro, 150 grammi di mirtilli freschi o anche surgelati, 200 millilitri di vino rosso. Sì. Bene, il vino rosso perché è carne da montagna? Perché altrimenti sulle carni normali si preferisce il bianco, no? Però su una carne selvatica ci deve stare il rosso. Certo. Poi 4-5 bacche di ginepro, un rametto di rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe a necessità, naturalmente. La preparazione, adesso andiamo sulla preparazione, la potete anche ascoltare, poi la ricetta la riascoltate, la rieleggete, ma qui viene un piatto straordinario. Io ho parlato con i miei amici delle Manzane e mi hanno abbinato un vino e adesso sentiamo Anna che cosa ci dice che vino abbiniamo a questo piatto. Ciao Armando, ciao Bruno, ciao a tutti. Anche le Manzane c'è alle Olimpiadi e con un bel filetto di cervo abbiamo pensato di abbinarci il nostro Cabernet. Un 60% Cabernet Franc, il restante Cabernet Sauvignon. Abbiamo optato per questo vino perché è un vino strutturato, bello deciso, che saprà contrastare molto bene la morbidezza del filetto. Ciao a tutti e ci vediamo! Bene, avete visto Anna? Bene, continuiamo con la ricetta. Si comincia dalla polenta, acqua salata che bolle, farina a pioggia e si mescola con calma, deve diventare morbida e vellutata. A fine cottura una bella noce di burro e la montiamo bene, così diventa una nuvola. Perché il piatto prevede la polenta
morbida, certo. no? Non quella polenta dura No. Ecco, è proprio la polentina morbida. Intanto in un pentolino mettiamo vino rosso, mirtilli e ginepro. Hai sentito il vino che ci ha detto Sì. l'Anna prima? Ecco. E lasciamo ridurre piano piano. Deve diventare una salsa scura, lucida, profumata di bosco. Ma nel redigere queste ricette tu diventi anche un po' poeta, non è solo lo scrivere dei dati semplici, tu fai un po' il poeta anche, il poeta della cucina. Ti dirò che quando io devo presentare una ricetta praticamente io non sto lì leggere gli ingredienti, questo, quell'altro, eccetera. Niente, io parto subito di una presentazione alla ricetta, del suo valore che esprime questa ricetta, quindi diventa proprio una poesia che contorna questo piatto prima di essere preparato e mangiato, e alla fine racchiude tutto il discorso con un finale che ti inebria. E questa è poesia. Che ti inebria. E questa è poesia. Il filetto lo massaggiamo con sale e pepe, certo, no? E lo rosoliamo in padella, cioè ma devo massaggiare il filetto, devo chiamare un fisioterapista. Ma non serve qui. Ah no. Dopo vediamo più avanti, sì. Ah sì. Ma per il momento no. Se lo massaggia. Allora, sale e pepe, dare una bella massaggiata al filetto, sì, e rosolarlo. Sì. No, fargli prendere quel come si chiama? Quel colore dorato. Sì. Sì, fantastico. Quando io lo vedo mi viene già voglia di tagliarlo e mangiarlo. Ambo le parti fino alla rosolatura completa. Certo. Poi naturalmente lo rosoliamo in padella ben calda con olio e rosmarino, giusto il tempo di sigillarlo. Ecco, cioè renderlo che non perda sì, il gusto interno, i liquidi. Poi abbassiamo il fuoco e lo portiamo a cottura lasciandolo rosato e succoso. Riposa qualche minuto e lo togliamo e lo tagliamo a fette. Come servire un letto di polenta? Soffice, il filetto sopra e la riduzione di mirtilli colata a filo, un piatto che sa di montagna, di sport. E adesso andiamo, prima di finire la frase, andiamo a vedere che Bibanesi, il mio amico Armando, che cosa mi consiglia come abbinamento del pane per questo filetto. La ripeto, guarda, un letto di polenta soffice, il filetto sopra e la riduzione ai mirtilli colata a filo, un piatto che sa di montagna, di sport, di grandi sfide, di veri campioni. E adesso, dopo aver presentato questa straordinaria ricetta, cosa vogliamo dire? Abbiamo visto arrivare la fiaccola a Cortina. Abbiamo visto delle immagini della neve, molta neve in questi giorni, naturalmente, meno male. E adesso possiamo salutare i nostri amici, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e dare appuntamento per un'altra ricetta delle Olimpiadi che faremo la prossima settimana. Bene. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao a tutti. In collaborazione con